Antonio Vanadia, naturalista, c'è allarme tra i bagnanti per la presenza del vermocane. Vogliamo saperne di più intanto su questo animale, sulle difficoltà che possono avere i bagnanti e sui pericoli. È stato fatto un allarmismo inutile perché questo animale, questo polichete, verme marino, vive nel Mediterraneo da sempre, è noto dal 1832, vive anche nell'Atlantico ed è un verme che ha abitudini notturne, ama stare negli ambienti di penombra, nelle fessure delle scogliere, difficilmente lo troviamo sulla sabbia a meno che non abbia qualcosa da mangiare, perché mangia veramente di tutto, è carnivoro. Qui mangia qualsiasi tipo di detrite, mangia i ricci di mare, mangia i pesci, divora pesci che fa molto danno, che sono intrappolati nelle reti. Pensate che durante la notte svuota letteralmente il pesce intrappolato fra le maglie della rete, lo svuota della carne, dell'interiora, lasciando solo la pelle e lo scheletro. Ma il problema grosso è rappresentato dalle setole di questo polichete, setole che secernano una neurotossina molto potente. A contatto con la pelle umana ci sono problemi anche di un certo livello, perché si gonfia l'arto se viene presa la mano, l'intero arto, l'intero braccio o la gamba, e questo avviene subito dopo il contatto. Gradatamente c'è dolore che si diffonde, eritema, certe volte anche nausea e vertigini in alcuni casi. Ci sono persone che hanno particolari problemi dal punto di vista dell'anafilattico e hanno anche questo tipo di problemi. Però, ripeto, è un animale, non è una specie alloctona, aliena, c'è sempre stata nel Mediterraneo, per cui è stato fatto un falso allarme, prima dipingendo come un animale alieno, una specie aliena non appartenente al nostro mare, e secondo dando queste notizie così allarmistiche e allarmanti, che sono assolutamente non hanno fondamento, nella misura in cui un bagnante molto difficilmente può avere un contatto con un animale del genere, che è un animale notturno e dedito soprattutto a stare nelle scogliere. Si può trovare nell'acqua più bassa, nell'acqua più alta, insomma, dove comunque bisogna prestare attenzione. Può stare anche in pochi centimetri d'acqua fino a decine di metri di profondità, ma il suo ambiente elettivo è la scogliera. Per cui un bagnante che va in spiaggia è difficile che lo possa trovare su un fondo sabbioso, perché sta sempre e soprattutto legato agli ambienti di scogliere.